In Prato della Valle a Padova è tutto pronto per l'ultima notte dell'anno. Musica live e DJ set dal palco installato nel lato di Palazzo Angeli, la pista di pattinaggio e l'atteso spettacolo con 1000 droni luminosi saranno la cornice di un capodanno mozzafiato nella città del Santo. Tutto pronto, sarà uno show, uno spettacolo assolutamente inedito perché a Capodanno non ci sono altre città che hanno un numero tale di droni, quindi 1000 saranno appunto nel cielo a rappresentare con queste figure tridimensionali la storia della città. E lo spettacolo inizierà alle 23:45, quindi mi raccomando, bisogna arrivare per tempo in Prato della Valle e prendere posto. Già dalle 10, dalle 22 ci sarà la musica, l'animazione. Alle 23:45 inizia questo spettacolo con i droni che salgono nel cielo partendo dalla base che è l'isola Memmia, tutte le persone attorno. Ci sarà questa evoluzione della storia della città dal Medioevo ad oggi che va a culminare con un bel countdown, quindi per poter scandire tutti insieme da 10 fino a 1 per poi augurarsi un buon 2026. Per le persone con disabilità è disponibile un'area riservata proprio davanti al palco. Una serata che si preannuncia quindi spettacolare e che garantirà anche massima sicurezza a chi sceglierà di parteciparvi. Ci saranno 5 varchi per entrare in Prato della Valle, via Umberto I, via Belludi, via Cavazzana, via Carducci e l'angolo tra via Cavalletto e Corso Vittorio Emanuele II. A questi varchi ovviamente ci saranno dei controlli per evitare che siano introdotte bottiglie di vetro, oggetti contundenti, qualsiasi cosa che possa ovviamente creare danni o pericoli, però ecco, non preoccupiamoci, sappiamo che all'interno dell'area dello spettacolo si può comprare il necessario anche per fare un brindisi con gli amici, l'importante è prendersi per tempo, raggiungere l'area per godersi questo grande spettacolo.